Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, liberateci da James Tont, cioè prima Milano sarà libera da James Tont, meglio sarà per i cittadini milanesi, anche per l'Italia, essendo Milano una città lievemente rilevante dal punto di vista del sistema paese. Perché dico così? Perché Beppe Sala, che ormai veramente è affetto da è un esternatore compulsivo, è diventato, mettiamola così, tranne che sulle molestie islamiche di Capodanno, lì come dire, riscopre il valore profondo del silenzio. Detto questo, cosa ha detto tra le altre cose Beppe Sala? Di fronte a una domanda, diciamo, pensa a un terzo mandato in caso di modifiche legislative e quant'altro, risposta dell'ahimè sindaco di Milano. Io sono un cultore di James Bond e c'è uno dei film interpretato dal mitico Sean Connery, in cui c'è anche Kim Basinger, il cui titolo è Mai dire mai. E ci sono ghiacciate le vene ai milanesi, soprattutto quelli diciamo non di via Monte Napoleone. Sala ha un'ottima stima di se stesso, diciamo, paragonandosi, evocando Sean Connery per giustificare un suo ipotetico terzo mandato, ma più che James Bond è James Tont. Non so se ve lo ricordate, James Tont, anzitutto interpretato dal mitico Lando Buzzanca in 2 film parodia di James Bond, no? Era l'agente 007 in mezzo, un agente siculo britannico che combinava ovviamente una serie di pasticci clamorosi, e poi è stato un personaggio di Zelig, del comico Fontana, molto fortunato, l'agente con le bretelle che non ne imbroccava una. Ecco, più che James Bond sale James Tont, ma non lo dico per allergia personale, lo dico sulla scorta di quello che dice lui, cioè è lui che si autopresenta come James Tont. Prendiamo ancora solo le dichiarazioni di ieri. Anzitutto ovviamente deve esternare con le forze diciamo, sulle forze dell'ordine, mai con una grande empatia. Penso che lo scudo penale sia una sciocchezza. Non c'è nessuno scudo penale in agenda per le forze dell'ordine. C'è l'ipotesi di abolire l'automatismo per cui se un agente, per palese legittima difesa o palese espletamento del proprio dovere, compie un atto, non deve essere per forza inserito nel registro degli indagati. Non è che è uno scudo penale a prescindere, però l'espressione scudo penale ormai fa chic per loro signori, perché scatena la loro indignazione farlocca. Dopodiché, ovviamente, dopo aver concesso che al corvetto dobbiamo ancora lavorare, sì, grazie, come dire, siamo in chiusura di secondo mandato e ci rendiamo conto che al corvetto dobbiamo ancora lavorare. Ce ne eravamo accorti anche noi nel nostro piccolo, ma dice che Elly Schlein ha ragione, non si può attribuire tutto il disagio e anche la delinquenza diffusa al tema dell'immigrazione. Certo, ma nessuno l'ha mai fatto. Ciò detto, non si può neanche chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Non si può far finta che non ci sia un nesso tra immigrazione incontrollata e non gestita, non in quanto tale, e delinquenza nelle nostre aree urbane, milanese in primis. Diciamo solo che un terzo di coloro che sono in carcere è straniero, a fronte dell'8,7% della popolazione residente in Italia. Qualcosa vorrà dire. Il 44% delle violenze sessuali vengono commesse da immigrati, dati che non sono ideologia, sono nudi e crudi. Quindi insomma Sala d'altronde è coerente con se stesso. James Tont ha chiuso gli occhi per anni di fronte a queste emergenze della gente volgare sudaticcia, spesso di periferia. Ma poi c'è la perla vera. Ha ritenuto di dover ancora commentare il caso Rami, il triste caso del ragazzo morto in seguito a un inseguimento, dopo che con un amico avevano violato un posto di blocco delle forze dell'ordine. Tutti aspettavamo il parere di James Tont. Sala ce l'ha dato. Dopo aver visto il video mi sono fatto l'idea che, giustamente, come dice il papà del ragazzo, non dobbiamo andare addosso ai carabinieri. Ci sono carabinieri che sbagliano, c'è il grosso dei carabinieri che fa le cose giuste. Quindi lui ha già deciso che i carabinieri in questione del caso Rami hanno sbagliato, in barba a qualunque logica e anche banale professione di garantismo. Non è ancora partito un procedimento, ma lui sa già com'è andata e lo spiega anche. Lì hanno sbagliato, hanno fatto un inseguimento notturno di 20 minuti. No, non si fa un inseguimento notturno di 20 minuti di questa moto che ha violato un posto di blocco, che andava oltre tutti i limiti di velocità, contromano, mettendo a rischio l'incolumità dei conducenti, ma soprattutto di qualunque passante. Dopo aver fatto un reato, li hanno inseguiti addirittura per 20 minuti. È uno scandalo. Siamo in pieno fascismo, è veramente uno scandalo.
E in ogni caso le parole di quel video sono inaccettabili, dice Sala, seduto in poltrona o a Palazzo Marino o nel suo bellissimo attico non di Corvetto, immaginiamo. Quelle parole che non suonano bene, siamo i primi a dirlo, ma sono dette sulla strada, in mezzo alla concitazione di un atto sulla strada, mentre si inseguiva un mezzo che aveva fatto un reato con tutta l'adrenalina del caso. Ma al di là di questo, sostenere che hanno sbagliato i carabinieri perché hanno inseguito per 20 minuti questi ragazzi che appunto stavano commettendo infrazioni in serie, poteva dirlo solo James Tont Sala. Grazie a tutti, vi invito a rimanere con noi perché tra pochi minuti abbiamo la nostra intervista settimanale, oggi col ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Vi aspetto.